Don Bosco senza sosta cercava i giovani, li ascoltava e parlava con loro. Quello che fu definito il suo sistema preventivo è tutt'oggi apprezzato e applicato in campo educativo anche in ambienti laici. Nonostante questo è stato comunque sorprendente vedere quante famiglie e bambini, ma soprattutto quanti giovani, domenica 24 novembre mattina attendevano con impazienza l'arrivo della salma di Don Bosco a San Donà di Piave. Trasportata da un mezzo bianco che riportava la scritta «Don Bosco è qui», l'urna ha fatto il suo ingresso in città, scortata da quei giovani che Don Bosco amava più di ogni altra cosa. In sella biciclette e scooter, decorati con palloncini arancioni in omaggio a quell'allegria che ha sempre caratterizzato Don Bosco, l'hanno poi accompagnato fino in Duomo, dove il parroco ha celebrato la Santa Messa animata dal coro dell'oratorio e dalla presenza di almeno 2000 persone. Presenti anche la Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, e il Sindaco di San Donà, Andrea Cereser. Guidati dalla banda dell'oratorio, un fiume di sandonatesi in festa, insieme ai ragazzi con i volumi delle memorie biografiche e ai carabinieri in alto uniforme, hanno seguito poi in processione lungo tutta via 13 Martiri la salma fino all'oratorio. Qui, dopo il rituale lancio delle caramelle dal balcone sopra l'ingresso principale, l'urna in vetro è stata esposta ai piedi dell'altare e lì è rimasta ad accogliere i fedeli che fino a notte inoltrata gli hanno fatto visita tra canti e preghiere. Partita da Valdocco, in provincia di Torino nel 2009, in occasione dei 150 anni della fondazione della Congregazione Salesiana, l'urna ha attraversato i 5 continenti ed è tornata in Italia per la fase conclusiva del pellegrinaggio, in preparazione al bicentenario della nascita che sarà celebrato nel 2015. Un viaggio lungo e senza sosta, in piena sintonia con lo spirito di Don Bosco.